Va al Camarat con il risultato di 1-0 la sfida di andata di Coppa Italia di promozione valevole per i sedicesimi di finale. A realizzare il gol del successo cammaratese è stato Nuccio alla mezz'ora del secondo tempo, quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla formazione allenata da Renato Maggio. Il match è stato bello, per certi versi anche combattuto, però è stato molto ma molto corretto. A fine partita abbiamo intervistato i due allenatori, Renato Maggio del Camarat e Alessandro De Caro per la Libertas Serracalmuto, parlando, oltre che della partita disputata di Coppa Italia, anche dei prossimi impegni in campionato. Sabato prossimo il Camarat in anticipo giocherà a Palma di Montechiaro contro la FC Gattopardo, mentre domenica la Libertas Serracalmuto si recherà sul campo della capolista Albatros Lercara. Maggio finisce 1-0 qui a Racalmuto per il Camarat, un Camarat che dopo la vittoria col Monreale poteva fare anche meglio, però dico va bene così, fuori casa 1-0. Ma guarda, c'è l'avversario, i ragazzi di Alessandro hanno disputato una buona gara, ben messi in campo, attenti, vigili. Non era facile per noi, purtroppo non cerco alibi, scuse, perché noi siamo abituati in un campo grazioso dove si può giocare a calcio e qua in effetti i ragazzi facevano un po' di fatica, ma questo non vuol dire che mi deve servire di scusante per la prestazione. Io sono contento del risultato, non tanto della prestazione, ma in ogni caso devo fare complimenti veramente ad Alessandro che ha una squadra di ragazzini che danno l'anima, giocano, è una squadra che rispecchia l'allenatore. Sabato Camarat nuovamente in campo, si va a Palma di Montechiaro per un altro derby, un derby da 3 punti. Io non ho niente da nascondere, non sono un ipocrita, dico la verità. Io ho fatto una squadra per vincere, quantomeno arrivare nei primi 3 posti. Purtroppo la partenza è stata brutta nei risultati, perché io con l'Ercara volendo non potevo perdere, grazie a una segnalazione di un segnaline che ha cambiato la partita. A Misilmere la stessa cosa, però in effetti in 2 gare ho preso 8 gol. Ma non è quello, non è il Camarat che tutti pensano, un Camarat a 8 gol. Un Camarat tosto che venderà cara la pelle contro chiunque. E in ogni caso è anche vero che chi giocherà contro il Camarat venderà cara la pelle perché sanno che giocano con una squadra forte e organizzata. Mantiene il ritmo la tua Libertas anche se perde 1-0 contro una buona squadra che è il Camarat. Sì, abbiamo giocato contro il Camarat che a mio avviso è una squadra che arriverà nelle prime posizioni, è un'ottima squadra, è allenata da un ottimo tecnico. Renato Maggio conosce non solo la categoria ma conosce tutti i cambi centimetro per centimetro, ha qualità, determinazione, è una buona squadra. Noi oggi abbiamo giocato con 8 juniores perché era giusto provare questi ragazzini, a me interessa valutarli in una partita, in una gara ufficiale, perché l'allenamento è una cosa, la partita è un'altra, per capire anche il 2002-2003 cosa ne possono dare nel proseguo del campionato. Abbiamo perso per un rigore, probabilmente il rigore non c'era, l'avete visto tutti, però alla fine poteva finire 0-0, potevamo vincere loro 1-0, hanno vinto 1-0, bene così. Ce la giocheremo al ritorno, cercheremo di onorare la Coppa perché è fondamentale, ripeto, provare alcune situazioni di gioco, principalmente spronare anche i ragazzini a far meglio.